Durante le feste i pasti sono sempre allietati da buoni vini. Vediamo alcune proposte da portare sulle tavole pasquali che ci sono arrivate dal Vinitaly con Pietro Di Lazzaro. Vini adatti a tutte le pietanze pasquali, dagli antipasti, formaggi, salumi, torte salate, ai primi di carne ma anche di pesce e poi l'agnello e le altre carni alla griglia, per finire la colomba e gli altri dolci. Siamo andati fra i padiglioni del 55esimo Vinitaly a Verona Fiere per scovare i possibili vini d'abbinamento. Partiamo dalle bollicine, già qui ne abbiamo per tutti i gusti. Prosecco Rosé che nasce dalla macerazione di uve Pinot Nero insieme alla glera, che è la uva tradizionale per fare il nostro prosecco. Perfetto come abbinamento insieme al cioccolato, insieme alla macedonia di frutta oppure anche come aperitivo. Sul successo di queste bolle abbiamo pensato di spumanteggiare uno dei nostri vitigni tipici del sud delle Marche, la Passerina. E non potevamo immaginare che questa fosse così profumata che oggi è uno dei nostri vini più venduti. Per i primi ed i secondi di carne l'abbinamento che vi proponiamo è, se volete, un po' scontato. Il Sagrantino nasce come vino per rompere la Quaresima. È arrivato a noi grazie al fatto che la mattina della Pasqua veniva in Umbria la tradizione della pizza pasquale, del mangiare la coratella d'agnello, di mangiare l'agnello al forno e di abbinarlo con un grande vino come il Sagrantino. Se preferite il pesce, ci spostiamo in Toscana per un abbinamento che non è più così azzardato, con un rosso elegante. Il Bolgheri si abbina bene proprio per questa tannini delicati, acidità che non sono eccessive. Poi non solo con la carne, ma anche con il pesce. Questa bollicina, parliamo del Cartizio, che è il top chiaramente in questa zona particolare del Veneto. Ed è anche quest'anno un prodotto risultato assolutamente di ottima qualità, con delle caratteristiche ottime per gli abbinamenti anche pasquali. Il segreto comunque sta nel lievito, quindi un lievito naturale che ci portiamo avanti, non dico dal 1910 come l'azienda, ma che coltiviamo comunque ogni giorno con passione. E qui con una colomba artigianale tradizionale, quindi canditi, mandorle, cosa andiamo a abbinare? Un vino altrettanto tradizionale nell'abbinamento per concordanza, c'è un moscato d'Asti selezionato per la particolare aromaticità che richiama molto l'aspetto candito della frutta, che ovviamente in questa meravigliosa colomba trova un abbinamento eccezionale e perfetto. E per oggi è tutto, potete rivedere le puntate sul sito www.reinews.it. Grazie per averci seguito e buona Pasqua!